Onorevole, parliamo oggi di sanità. La nuova delibera sui tetti di spesa e i conseguenti tagli, cosa ne pensa? Precisiamo che la delibera che prevede le linee di indirizzo sui tetti di spesa per la sanità privata, in sostanza per tutte le strutture accreditate che oggi sono quelle più ricercate dai cittadini, prevede dei criteri che a nostro avviso sono poco chiari e poco specifici per quanto riguarda proprio il riferimento al budget per l'anno 2017. Intanto precisiamo che ci si ferma a giugno 2016, dopo che c'è stata invece una programmazione annuale, e quindi capite bene che tutto ciò arriva fortemente in ritardo. Per di più viene lasciato al direttore dell'ATS la possibilità di definire i criteri su un 20% di questo budget. Allora, credo che intanto il tempo tardivo, ma soprattutto anche la difficoltà da parte delle strutture accreditate di comprendere come meglio sarà ripartito il budget sulla base della territorialità, questo creerà sicuramente delle disfunzioni nell'organizzazione delle strutture accreditate, e io non vorrei davvero che ci potesse essere anche lo spauracchio dei licenziamenti, perché se questo budget dovesse essere ridotto in maniera determinante e consistente sulla base di tagli lineari, credo che veramente le strutture potrebbero arrivare anche ai licenziamenti o comunque ad avere delle difficoltà finanziarie. E lo sottolineo, per una posizione della regione che arriva assolutamente con forte ritardo.